È questa la terribile scena che si sono trovati di fronte i soccorritori intervenuti poco dopo le 14 di oggi in via Trieste, a Castelmino di Resana. L'auto, una Renault Clio su cui viaggiava Riccardo Carraro, 51 anni, di Castelfranco Veneto, giostraio, è stata colpita in pieno da un pick-up condotto da un 52enne ucraino e scaraventata nel fossato che costeggia la carreggiata. Stando a una prima ricostruzione della polizia stradale di Castelfranco, il pick-up su cui viaggiava anche un 86enne di Scorzè ha invaso la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva la Renault. Inevitabile l'impatto che è costato la vita a Carraro. Con lui viaggiavano anche i figli di 21 e 26 anni, ora ricoverati in serie condizioni, come i due passeggeri dell'altra auto, all'ospedale di Castelfranco Veneto. Tutti e quattro i feriti, stando a quanto riferito dalle forze dell'ordine, non sarebbero comunque in pericolo di vita. Sul posto, durante le operazioni di recupero della salma, per le quali è servito l'intervento dei vigili del fuoco, sono sopraggiunti alcuni familiari della vittima. Inevitabile la disperazione per un lutto, l'ennesimo che li ha colpiti negli ultimi mesi. Con loro, in via Trieste, anche il sindaco di Resana, Loris Mazzorato.